Io ho grande fiducia dell'operato del RUP, non da queste ultime settimane, da sempre. Quindi se il RUP è arrivato a muovere queste contestazioni, che peraltro insomma, conosco nel merito, insomma, ho motivo di credere che tutto sommato la cosa stia in piedi. A questo punto è compito appunto del direttore lavori contestare queste problematiche che sono state sollevate nei suoi confronti. La revoca dell'incarico al direttore dei lavori per la piazza di Rossano Veneto è, secondo il sindaco, una scelta tecnica della responsabile unico del procedimento. Entro il 26 aprile l'interessato ha tempo per rispondere alle osservazioni che gli sono state fatte. L'intenzione dell'amministrazione è di far procedere comunque il cantiere. L'impegno che abbiamo preso è quello comunque che i lavori della piazza non si interrompano, quindi se il direttore lavori dovesse cambiare, quando dovesse cambiare, procederemo con una nomina di un nuovo direttore lavori e i lavori proseguiranno normalmente, insomma. Ma avere una data certa per il completamento dell'opera ancora non è possibile. Sulla data, per scaramanzia, ho deciso di non sbilanciarmi più, però è effettivamente la cosa che interessa di più ai nostri cittadini. Siamo riusciti in questa settimana di Pasqua ad avere finalmente una garanzia di una riapertura, seppur parziale, della piazza, con 2 percorsi che permettono ai fedeli sia di entrare in chiesa accedendo appunto da via Roma o da via Bassano, piuttosto che dal parcheggio sul retro del municipio.